Interessante ed impegnativa trasferta domani per la Castrum Favara in occasione della sesta giornata del campionato nazionale di Serie D. I ragazzi di mister Pietro Infantino saranno impegnati a Paternò, la squadra che attualmente è allenata da Gaetano Catalano, ex della Pro Favara, e nella quale sono presenti anche alcuni giocatori che lo scorso anno hanno militato con la casacca giallo-blu. Un incontro, dicevamo, interessante e importante, dove c'è la necessità di far punti in considerazione anche del fatto che il Castrum Favara è reduce da 2 sconfitte consecutive. È stata una settimana intensa di preparazione, questa mattina l'allenamento di rifinitura per permettere a mister Infantino di organizzare la migliore formazione possibile. Ma sentiamo le interviste. Io credo che tutte le trasferte, tutte le partite in casa saranno impegnative, non ci saranno partite semplici, partite che possiamo dire di assicurare il risultato. Noi possiamo assicurare grande impegno come c'è stato fino ad oggi. Sentivo voci di una squadra che numericamente non al massimo, ma la nostra mentalità è non quanti siamo ma chi siamo. Io credo che tutti i ragazzi che parteciperanno alla trasferta di Paternò daranno non il 100% ma il 200% anche per i compagni che mancheranno, però questi alibi a noi non piacciono, non ci siamo mai pianti addosso, sappiamo di aver fatto delle buonissime partite, sappiamo che abbiamo fatto degli errori anche individuali, però su questa squadra noi ci mettiamo le mani sul fuoco, perché crediamo molto in questi ragazzi. Non voglio paura, non voglio alibi, non vogliamo piangerci addosso, l'ho detto prima, noi siamo il Castrum Favara e ce la giocheremo su tutti i campi, e anche domani, affrontando un avversario che rispetto a noi ha una classifica diversa, un morale diverso, però io dico che quando parlo tra virgolette di salvezza, questa parola ti dà il senso dell'aggressività, il senso del disperato, tra virgolette, che ti dà sempre la possibilità di uscire delle energie che magari tu non pensavi, e dobbiamo fare, con questa mentalità, dobbiamo fare delle belle partite, e faremo delle belle partite. Senza svelare i tuoi segreti tattici, naturalmente, che settimana di allenamento è stata? No, ma la solita settimana. Noi non abbiamo mai smesso di lavorare in un certo modo, perché crediamo che, e ve lo posso assicurare, il campionato è molto lungo, il campionato è una, tra virgolette, come una Serie B che non finisce mai, le salvezze e i playoff si decidono sempre nell'ultimo mese. Noi non si molla ad un centimetro, noi crediamo in quello che stiamo facendo, crediamo molto nei nostri ragazzi. I ragazzi credono in quello che stanno facendo, e su questa strada andremo avanti. No, mi sono preparato abbastanza bene, anche pure con i compagni, il mister. Abbiamo preparato bene la partita, sappiamo che è una squadra molto difficile da incontrare, però abbiamo preparata bene e quindi saremo pronti per domani. Che ricordi hai di Paternò? Ricordi belli, quelli sicuramente, perché ci sono solo 2 anni e mezzo, quindi sarà un'emozione. Dicevamo, la partita è importante, come d'altronde tutte le partite che questo campionato di Serie D ci offre. Sicuramente Favara deve recuperare qualcosa? Sì, secondo me sì. Quindi di certo noi andiamo a Paternò, di certo non per fare la comparsa, ma cercare di portare 3 punti a casa. Com'è stata questa settimana? Settimana di grande lavoro, i ragazzi hanno lavorato tutti. Noi cerchiamo sempre di fare meglio, la città è sempre vicina e i ragazzi sanno che cosa ci andiamo a giocare domani. Come ho detto sempre, un punto può essere frutto di una salvezza o di altro. E poi una partita particolare, lì c'è l'ex mister, ci sono alcuni giocatori che fino all'anno scorso erano con noi, però adesso siamo avversari. Il rapporto con i ragazzi dell'anno scorso, specie con me, e poi anche con il mister Catalano, siamo molto amici. È chiaro che domani siamo avversari.
Che cosa è mancato in queste prime giornate al Favara, direttore? Mancata un po' di fortuna, perché nel calcio c'è. E ora ripeto per l'ennesima volta, nel momento in cui vedrò che il mister ha a disposizione tutti, noi possiamo tirare fuori delle conclusioni. Certo, l'infermeria purtroppo è stata piena. Sì, l'infermeria, espulsioni, insomma, abbiamo avuto veramente un inizio difficile, però siamo abituati a fare le cose difficili e quindi non mi preoccupa, io sono sereno, l'allenatore è sereno, non si è mai lamentato di nulla. Quello che lui c'ha, lavora, come dice sempre, al massimo proprio di quello che potrebbe nascere in una squadra che poi la domenica deve andare in campo, quindi metterà la migliore formazione possibile delle persone, dei ragazzi che ha a disposizione.